Sono onoratissimo di essere qui al Master della Storia degli Scrittori, organizzato anche dalla Treccani, è giusto dirlo, sottolinearlo, in un momento importante per la nostra città in cui ci apprestiamo a entrare nel lagone delle città capitali della cultura per il 2025, per cui il collegamento tra le varie componenti culturali, artistiche, civili in qualche modo della città e della provincia sono sicuramente quella sinergia che serve per dare una marcia in più al nostro territorio e renderlo protagonista come merita. Essere dunque qui presente oggi ha questo proprio il significato di una testimonianza, di una grande gratificazione, perché naturalmente ringrazio il dottor Felice Cavallaro per avermi coinvolto e tutti voi del Master della Storia degli Scrittori, e soprattutto questa bellissima aula gremita da giovani e meno giovani. Sì, la cooperazione, soprattutto oggi ne abbiamo parlato in termini di sostenibilità, perché il Master è sulla sostenibilità. La parola sostenibilità si coniuga benissimo con la parola cooperazione, che vuol dire fare insieme delle cose per un obiettivo comune. Oggi abbiamo visto come l'Agenda 2030, sugli obiettivi dell'Agenda 2030, la parola cooperazione è sempre coniugabile, anzi è lo strumento forse migliore di tutti, così come uno strumento eccellente per lo sviluppo del territorio in termini turistici, in termini di beni culturali e in termini soprattutto di coinvolgimento e di engagement della popolazione, perché è fondamentale nel turismo dare un'offerta che sia il più possibile anche vissuta, diciamo, in qualche modo dalla popolazione locale, perché oggi chi viene in un territorio vuole vivere un'esperienza, quindi ha bisogno non solo di vedere cose belle, ma di vederle anche con delle belle persone.